Buonasera. Buonasera. Il video che avete appena visto ci è stato inviato da Federico Melis, il giovane chitarrista che all'età di 12 anni ha vinto la seconda edizione del contest. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Siamo certi che ci starà seguendo sulla diretta Facebook del contest. Ed ora vi diamo il benvenuto alla terza edizione di Stintino Guitar Contest Memorial Giampiero Dylan Doppio 2023. Io sono Alessandra, lui è Paolo e presenteremo la serata. Ci auguriamo di farvi trascorrere una serata piacevole accompagnati da 5 giovani talenti sardi della chitarra moderna. Il contest è un concorso nato per ricordare un caro amico, Giampiero Dylan Doppio, che era un musicista straordinario. Facciamo tutto questo nel suo ricordo. Allora, i concorrenti hanno inviato una registrazione video di una loro performance e poiché quest'anno hanno concorso in 5, tutti sono stati ammessi alla finale live di stasera. Nel corso della serata i concorrenti verranno chiamati sul palco per esibirsi con 1 o 2 brani a loro scelta, ma il primo brano sarà fuori concorso e corrisponde al brano della demo. Il secondo brano sarà valutato dalla giuria ai fini della classifica finale. La gara sarà intervallata poi dalle esibizioni di gruppi e chitarristi che per differenti motivi hanno uno stretto legame con il ricordo di Giampiero Doppio. Al termine della serata la giuria proclamerà i primi 3 classificati della gara. Il terzo premio è un setup completo con cambio corde. Al secondo classificato andranno 10 ore di lezione di chitarra da un maestro a scelta del concorrente e il primo premio sarà una chitarra Fender Telecaster Pro Made in USA. Quest'anno non avremo in giuria il chitarrista e maestro di chitarra Massimo Cossu, impegnato in una serata con Itazenda. Il suo caloroso saluto a tutti i giovani chitarristi e agli altri colleghi membri della giuria tecnica. Invitiamo quindi sul palco i membri della giuria tecnica. Ecco qua, un applauso alla giuria che è formata da Antonello Compres Coradduzza, Gianluca Gadau, Giuseppe Loriga, Gavino Fonnesu e Giorgio Perantoni. No, diciamo 2 cose. Allora, Antonello Coradduzza è chitarrista della band di Fiorello da oltre 17 anni. Ha suonato e inciso come? 23. Mario, 23 anni con Fiorello. Ha suonato e inciso con Riccardo Cocciante, Marco Masini, Enrico Ruggeri ed altri grandi artisti. È anche corista e docente di chitarra. È stato presidente della giuria per 2 edizioni di Stintino Guitar Contest e lo sarà anche in questa edizione, il nostro presidente. Grazie. Pensavo che il presidente fosse Giorgio. No, sei tu. Gianluca Gadau, chitarrista di Piero Marras, ha collaborato con Itazenda dal vivo in studio e con numerosi musicisti isolani. Docente di chitarra ed è stato membro della giuria per 2 edizioni di Stintino Guitar Contest. Giusto? Giuseppe Loriga, musicista poliedrico che spazia dal rock, blues e al jazz. Negli studi a Los Angeles ha seguito maestri del calibro di Scott Henderson, Mike Miller e Joe Diorio e dal 2000 partecipa alla realizzazione di un progetto acustico, i Doc Sound. È stato anche membro della giuria nella scorsa edizione, giusto? Un applauso a Giuseppe Loriga. Gavino Fonnesu, chitarrista jazz e docente di chitarra. Suona con i Cresa de Ma, cover band dell'indimenticabile Fabrizio De André. Membro per la 4ª volta della giuria tecnica in questa manifestazione. E infine Giorgio Perantoni, liutaio e chitarrista con passate esperienze e giurie tecniche di concorsi musicali. Come dice Mario, è un Highlander della giuria, il vero presidente occulto. Tra i tanti meriti quello di aver ispezionato la chitarra che stasera qualcuno dei ragazzi vincerà e porterà a casa, giusto? Ok, allora adesso 2 parole col presidente della giuria, con Antonello, che ringraziamo. No, aspettate.
Allora, no, Antonello ci dice magari quali saranno i criteri della valutazione dei ragazzi di stasera. Così? Ok. Beh, i criteri sono, cioè, si terranno conto di tante cose, come l'età, anche, cioè, non è solamente il giudizio tecnico, ma anche la musicalità, sono tanti fattori, anche perché la musica non è da vedere come lo sport, ad esempio la competizione. Qua c'è una competizione, ma in realtà la musica è vista, è un'arte, quindi è una cosa diversa, cioè non è una gara, quindi qua non c'è chi vince, non c'è chi perde, alla fine vince la passione, se la passione vive con la persona lo accompagnerà tutta la vita. Grazie, questo è lo spirito anche del contest, sì, assolutamente. Se vuoi dare un consiglio all'organizzazione del contest o ai ragazzi che si stanno per esibire o a tutti i ragazzi che magari potrebbero voler partecipare il prossimo anno, dici tu qualcosa. L'organizzazione fa tanto, dovrebbe essere un po' più sostenuta, anche perché insomma so che non so bene, però quest'anno siamo mossi un po' tardi, quindi alla fine logicamente non anticipando i tempi si fa tutto di corsa e quindi viene un po' più in salita, insomma, quindi alla fine magari se ci saranno altre edizioni prendere le cose con calma, insomma. E ai ragazzi dico di seguire quello che sentono, di metterci passione in tutto quello che fanno, sia per quelli che oggi vinceranno, che alla fine vincono tutti, perché alla fine vince la passione, cioè la passione che li accompagnerà sempre. Grazie, grazie mille, Grazie. veramente. Allora, chiamiamo i protagonisti adesso, chiamiamo i ragazzi, Sì. così li vedrete. Grazie, Prego, ragazzi, grazie Antonello. potete entrare sul Conquistate la palco. vostra postazione. I ragazzi possono entrare sul palco. Prego. Davide Solinas, Francesco Castiglia, Cristiano Pisano, Michele Cuccu, Gabriele Cau. Un grande applauso e un grande in bocca al lupo. Siete pronti? Sì, ci siamo? E allora dai, iniziamo col primo. Il primo andiamo per ordine di età, il primo è il più giovane ed è Davide Solinas. Quindi lasciamo a lui il palco, ragazzi. Poi fra un po' arriverà il vostro turno, ok? Davide adesso si preparerà. Davide ha già partecipato all'edizione dell'anno scorso, la terza edizione. Davide Solinas ha 14 anni e viene da Porto Torres. Ha iniziato a suonare all'età di 9 anni. Tra gli artisti che hanno influenzato e l'hanno spinto a voler iniziare a suonare, dice che il primo nome è sicuramente quello di Dodi Battaglia. Gli diamo un attimo il tempo Sì, di prepararsi. preparare. Quando gli abbiamo chiesto che cosa significa per lui suonare, la sua risposta è stata: suonare semplicemente mi fa stare bene. E quindi credo che sia poi lo spirito giusto. Bene, è tutto pronto. Buona esibizione per Davide. Davide Solinas suonerà un brano. Il titolo del brano? È un arrangiamento di un pezzo di Pino Daniele a Pucundria. Bene. In A bocca te. al lupo. In bocca al lupo.
Bene, Davide ha rotto il ghiaccio con la serata e passiamo al secondo concorrente. Il secondo concorrente è Francesco Castiglia. Può entrare? Un applauso. Mentre diamo il tempo a Davide di smontare i suoi pezzi, diciamo che Francesco Castiglia viene da Santa Giusta, ovviamente Sardegna. È un concorso per ragazzi che provengono dalla Sardegna. E Francesco ha 15 anni, possiede 3 chitarre e ha iniziato a suonare a 12 anni. Il suo artista di riferimento è Sting e oltre alla chitarra elettrica suona la chitarra classica e il clarinetto. Quando abbiamo chiesto a Francesco che cosa rappresenti per lui la chitarra, ci ha detto: la chitarra per me è molto importante, non riuscirei a pensare alla mia vita senza la chitarra, senza suonare. Ogni giorno ho bisogno di suonarla. Suonare per me è una forma di espressione, come parlare. Quando suono sento soprattutto emozione. Bellissime parole. Francesco Castiglia suonerà un brano, quindi il brano in concorso. Anca gira di Andrea Cutri. Bene, a te la chitarra. Forza.
palco Francesco Castiglia. Bravo. Complimenti. Ok. E allora, adesso un intermezzo. Come abbiamo detto nella presentazione, ci saranno dei gruppi o dei cantanti che si alterneranno qui sul palco che per qualche motivo avevano un legame con Giampiero Doppio. Quindi chiamiamo adesso per fare 3 pezzi Domenico Canu. Domenico Canu è autore e compositore delle canzoni dei La Plonge, band nella quale Giampiero ha militato a lungo e inciso album, musica da phon. La collaborazione tra Giampiero e Domenico ha toccato anche altri ambiti come musiche per colonne sonore ed ambiente. Soprattutto Giampiero e Domenico erano amici. Per cui se Domenico ha voglia di dire qualcosa, 2 cose su Giampiero. Buonasera a tutti. Dire 2 cose su Giampiero è difficilissimo, soprattutto quando adesso che siamo in questa bellissima situazione. Come ho già avuto modo di dire, sembrerà strano, ma per me Giampiero rappresentava la musica ed era una musicista non va bene neanche dire di grande talento, perché il talento ce l'aveva, ma era un musicista che cercava proprio l'unico obiettivo che aveva, non aveva secondi fini, era cercare di avvicinarsi, perché raggiungere è impossibile, l'espressione, la nota perfetta. E per tutta la sua vita chitarristica ha cercato quello. Il suono perfetto, del resto di tutto il contorno della musica non ne è mai fregato niente, ed è per questo che è rimasto insomma la persona che era, e chi lo ha conosciuto sa di cosa parlo. Grazie Domenico, lasciamo a te il palco, grazie. Stasera suonerò qualche canzone e ho deciso di suonarle proprio come le facevo sentire a Giampiero, che poi ci metteva su le mani e nascevano le canzoni che poi facevamo con la band La Plonge. Si chiama Neve. Ascoltami, io fossi in te cercherei di capire che non c'è niente da fare, da aspettare che non sia già qui. Esisti solo tu. E a farla breve, la storia è la stessa da sempre. Antonio che beve, Gloria che canta, Francesca che aspetta e che deve trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, che si scioglierà domani col sole che splende e mi prende. Riguardati
e vai per il mondo con chi ti vuol bene, difenditi dal male che aspettare, sei ancora qui, resisti almeno tu, e a farla breve la storia è la stessa da sempre, Antonio che beve, Gloria che canta, Francesca che aspetta e che deve trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, che si scioglierà domani col sole che splende e mi prende. Trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, è neve, è neve, trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, trovare la forza di dirsi ogni giorno che neve, è neve, è neve, è neve, è neve, è neve, neve. Grazie. Questa Giampiero l'ha vista nascere, come quasi tutte le mie canzoni, tranne le ultime. Allora questa che suono adesso invece è la prima volta che la suono di fronte a Giampiero, quindi in un pezzo parla anche del suo distintivo, dove lui è nato. Si chiama Tre lunghi inverni. Il tempo che vorresti aver potuto fermare è qui davanti a te, basta saperlo guardare. Un salto a piedi uniti e siamo al giorno in cui noi due salimmo sulla luna. L'odor di rosmarino distintino mi riporta a foto di riviste balneari di una volta. Le estati di Battiato e Alice erano calde. Avanti andiamo via, che il pop è azzurro e noi si va su. Chissà dov'eri quando Paolo Rossi era al Perugia, il 2 di agosto ci preparavamo per la festa, che quello dopo era un giorno speciale. Lontano da ogni male, lontano da ogni male, sarà perché domani arriva Sara col suo Diane 6, o che il mare al nord è più salato che ci puoi. Cuocere la pasta al sugo di campeggio libero da ogni alienazione, da ogni restrizione. C'è un tempo in cui dimentichi di praticare, di pregare e tutto si dissolve in una nube di piaceri inutili e banali, scontati ed irreali, e naufraghi nella tempesta fino a quando non ti sembra di vedere il tuo sguardo sincero. Il caso non esiste, tu lo sai che è vero. Chissà da quanto tempo ci dovevamo trovare, ed è per questo che ho aspettato a lungo ed ora te lo devo dire. Ti amo da impazzire,
di gioia quando le tue labbra sfiorano le mie, che mi hai aspettato per 3 lunghi inverni. Ed ora andiamo a farci un giro sulla luna o dove vuoi tu. Che mi hai aspettato per 3 lunghi inverni. Ed ora andiamo a farci un giro sulla luna o dove vuoi tu. Che mi hai salvato dai miei 1000 inferni. Che mi ricordi che i miei passi sono eterni. Grazie. Adesso provo a cantare una melodia che mi è venuta in testa oggi pensando a Giampiero, vediamo se... Questa proprio è la prima volta che la suono anche. Grazie, un in bocca al lupo a tutti i concorrenti e un abbraccio forte a Joer, che è una persona che sa come si fa. Grazie. Grazie a Domenico Canu. Grazie. Bellissimo. Bellissimi brani, complimenti a Domenico. E adesso, mentre prepara la pedaliera e tutto il resto, Cristiano Pisano sarà il prossimo concorrente in gara. Cristiano Pisano. Cristiano ha 16 anni e viene da Quartucciu. Anche a lui abbiamo chiesto se ha più di una chitarra, ne ha 2, in particolare la sua preferita è la Ibanez RG 2550. Quando gli abbiamo chiesto chi è e chi è stato il suo primo ispiratore e chi l'ha invogliato a
approcciarsi alla musica, lui ci ha detto semplicemente suo padre. Di lui ci dice: suono la chitarra elettrica da quando avevo 8 anni e mi ha accompagnato fin da allora. Suonare la chitarra mi aiuta a rilassarmi e divertirmi e non mi sono mai stancato di imparare nuove canzoni o tecniche. Spero di riuscire a suonare la chitarra sempre, indipendentemente dallo studio o dal lavoro. Una delle cose che mi affascina di più di questo strumento è la varietà di generi e stili esistenti ed il fatto che più cose imparo, più mi rendo conto che ci sono cose da imparare. E questo ti fa onore. Sei pronto, Cristiano? Ok. Allora, Cristiano presenterà 2 brani, come abbiamo detto prima. Il primo brano è una demo, per cui non farà parte non verrà giudicato dalla giuria. Sarà il secondo brano che verrà giudicato. Allora, ci dici i titoli della demo prima? Ok, la demo è Always With Me, Always With You, e invece il secondo brano è Summer Song. Bene, in In bocca bocca al al lupo. lupo. Cristiano Pisano. Introduzione da Favole di
Un applauso a Cristiano Pisano. Bravo! Gli diamo il tempo di ritirare. E nel mentre invitiamo sul palco il vincitore dell'edizione 2022, Michele Sergi. Quindi un ospite, perché avendo vinto un'edizione non può partecipare come concorrente. E quindi Michele stasera farà per noi 3 brani. Michele Sergi ha 17 anni e proviene da Barumini. Si è classificato al primo posto nella scorsa edizione di Stintino Guitar Contest con il brano The Spirit Carries On dei Dream Theater, aggiudicandosi una prestigiosa Fender Stratocaster che è quella che utilizzerà per il primo brano. Quest'anno ha accettato il nostro invito a partecipare in qualità di ospite fuori concorso e siamo veramente felici di averlo qui con noi anche stasera. Ok. Michele, l'anno scorso, prima di esibirti, ci hai detto che purtroppo non avevi un gruppo perché nella tua zona ci sono pochi musicisti. Cosa è cambiato da allora? Adesso ho un trio acustico con un cantante e un chitarrista ritmico. Benissimo, dai, quindi piano piano si procede. Cosa suonerai stasera? Il primo brano è Jelly Bean di Guthrie Govan, poi suono Overture 1928 dei Dream Theater e poi Gemini di John Petrucci. Benissimo, prego, il palco è tuo. Ci fai vedere a tutti quanti la chitarra che hai vinto l'anno scorso? Michele Sergi.
Michele Sergi. Bravissimo Michele. Allora, adesso andiamo avanti sempre con altri ospiti non concorrenti. È un gruppo giovanissimo, i GC Club. Li invitiamo a salire sul palco. Prego. Loro sono i GC Club, un gruppo di giovani ragazzi che amano la musica e suonare insieme. Hanno fatto le prime esperienze musicali suonando a scuola, arrivando quest'anno a esibirsi con costanza al di fuori dell'ambiente scolastico, presenziando a eventi come il Festival del Rock e maturando esperienza su altri palcoscenici. Sebbene siano ancora alla ricerca di una propria identità, dimostrano una notevole intraprendenza, energia e voglia di imporsi nella scena musicale sarda. Per voi stasera, quindi, benvenuti ai GC King. Scusate, GC Club. Forza ragazzi. Fare l'amore con me stasera. Non perché torni sempre da me, non capisco se ci tieni davvero. Fare l'amore con me stasera. Ok, tutto, se mi stai così vicina non potrò resisterti in una notte aspra. Il mio cuore scintilla sul portacuore a lei, io ti avrei fatta così bella. Quanto ti vorrei, se solo non fossi così. Ciò che ho, ma tu non vuoi soltanto me, 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 me. Ma perché torni sempre a me? Non capisco se ci tieni davvero. Vuoi fare l'amore con me stasera? Ma perché torni sempre da me? Non capisco se ci tieni davvero. Capisco cosa poi dici che mi ami e poi respiri via. Ah, saresti se restassi solo per me, 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 me. Ma perché non ti accetto così come sei? Forse non sono all'altezza. Capisco se ci tieni davvero. Vuoi fare l'amore con me stasera? Fare l'amore con me stasera.
Buonasera Stintino, come andiamo? Noi siamo il GC Club e la prossima canzone che andremo a fare sarà La paura del buio. Sento mille voci che parlano, non senti che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità e non voglio andare giù anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte è ridicolo. Poi perdo la testa ed immagino non ditelo in giro, sono fuori di me. Sono fuori di me. Quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto. Continuerò a non avere la paura del buio ed anche quando sarò qui per terra distrutto continuerò a non avere la paura del buio e quindi comprami, fammi di tutto. Continuerò a non avere la paura del buio e quindi comprami, vendimi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio, noi no. Noi no, io no. Preparo il mio valzer col diavolo da quando sono piccolo. Puoi darmi del pazzo bastardo malato, ci brinderò sopra col vino, si brinderò te, si brinderò te perché anche se mi hai odiato canterò il mio nome. Quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto, continuerò a non avere la paura del buio ed anche quando sarò qui per terra distrutto continuerò a non avere la paura del buio. Quindi ascoltami, vendimi, fammi di tutto, continuerò a non avere la paura del buio. Quindi comprami, vendimi, fammi di tutto, sei soltanto tu ad avere la paura del buio, noi no. Tornerai da me con l'aria stanca, porterai dei tagli sulle braccia, sei rimasta sola sulla barca, riconosco i segni sulla faccia. Tornerai da me con le mani giunte, tornerai da me. Con le mani giunte tornerai da me. La prossima canzone che andremo a fare sarà un nostro inedito scritto dal batterista Lorenzo Piras che canterà questa canzone insieme a me. Il titolo è Non lo sai. Teste giornate, vuote, spaziando fiate, ludiste note. Compensi ciò che manca e zittisce la voce che dice salta. Ti fai soffrire però sei necessario. Penso a te, mi manca l'aria. Ad un passo la crisi motiva, 2 centimetri vicino alla scelta definitiva. Sempre la stessa storia, ci passa chiunque. Ma quando passa te ci muori comunque. Steve che mesi, lo diceva Machiavelli. Continua a bere, bella ma a causa. Non sto facendo una pausa, è la mia medicina. Quasi magnetica, la mia dose anestetica. So che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare a te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. E so che tu non lo sai, Ma ho scordato me stesso per ricordare a te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. E
forse dovuto portare 2 fiori, solo in casa parlando col vino, di vetro riempiendo il cestino. E se ritorno sabato sparisci da qui, preferisco scappare in questo CD, volare tra i tracci, sognare tra le notte, fare sembrare ste giornate meno vuote. Mi ricordi ciò che non posso avere, ti mangiato sul burrone col distinto di cadere, ma di recente sto cercando di smetterla e di uscire da sto loop, per non stare più giù. E so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare a te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. E so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. E so che tu non lo sai, ma ho scordato me stesso per ricordare a te. Ho scordato i miei problemi per risolvere i tuoi. Per il prossimo pezzo abbiamo scelto un brano piuttosto importante, che sarebbe The House of the Rising Sun degli Animals. Ora dobbiamo aspettare che il chitarrista cambi la chitarra con l'acustica.
siamo giunti all'ultima nostra canzone che fa più o meno così. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, ma la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, no signora no, no signora no, no signora no. Non vivo più senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre al mare. Sarà che il vino cala forte più veloce del sole, sarà che sono come un dolce che non riesce a evitare, sarà che ballano sta pizzica. No signora no, no signora no, no signora no, no signora no. E le mie mani va su, ma la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa no signora no, no signora no, no signora no, no signora no. Succedono le cose, poi succedono, il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Le mode galoppano tra i vortici e sogni pettinandosi ritarderanno un po'. Siamo arrivati alla fine, è il momento delle presentazioni. Alla chitarra abbiamo il nostro Luca, al basso Elisa, al sassofono Matteo e alla batteria Lorenzo. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro te. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti livore, solitudine è suono che si sente senza te. Grazie. Ragazzi, siete fighissimi. Fantastici. Sono forti, un applauso. Bellissimi. Poi sono giovanissimi. Doppio Bravi. applauso, bravi. E che stile, eh? Continuate, complimenti. Beh, poi abbiamo saputo anche che tra un'ora e mezza circa, manca pochissimo, il chitarrista compirà 18 anni. Luca! Bene, bene, bene. Vi state divertendo? Sì. Allora, andiamo avanti e adesso i prossimi due ultimi concorrenti e andiamo col far entrare qui un ragazzo che ha partecipato anche l'anno scorso, si chiama Michele Cucù. Ecco Michele, ciao. Mentre Michele si prepara, allora diciamo sempre due cose. Ha 17 anni Michele e viene da Iglesias. Le sue chitarre sono tre, due elettriche e una acustica.
la sua preferita, la Fender Stratocaster. Allora, tra gli artisti che hanno maggiormente influito sulla sua formazione, ci dice che David Gilmour e Brian May. Ok. Di lui ci dice che ha iniziato a suonare a 10 anni per gioco, ma con costanza da 2 anni. Suona anche il basso e la batteria e da 2 anni suona nella Oma Big Band, che è una band e anche una scuola di un gruppo di 75 musicisti dai 6 agli 80 anni che fa musica d'insieme, pop e rock. Rispetto al suo rapporto con la chitarra ci dice che quando suona si sente un tutt'uno con la chitarra e si sente rilassato. E ultimamente sta anche pensando di iniziare a scrivere dei suoi brani, quindi in bocca al lupo anche per questo. Mentre si sistema, sì. Lasciamo che le cose siano fatte bene. Ok? Bene, in bocca al lupo. Allora Michele Cuccu presenterà 2 brani. Il primo è la demo e poi il brano in gara. Ci dici cosa porterai? Sì, è Hotel California degli Eagles, la demo, e il brano ufficiale è Comfortably Numb dei Pink Floyd. In bocca al lupo. Michele Cuccu. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Bravo! Gabriele Cau. Ah, scusa, Michele. Gabriele. Michele. Michele. Scusate. Michele Cuccu. Sì? Michele Cau. Bene. Dopo questa esibizione di Michele passiamo all'ultimo concorrente che adesso si prepara, mette tutte le sue attrezzature ed è Gabriele Cau. Lui è Gabriele Cau, scusate, ci spostiamo un po' da questa parte. Allora, Gabriele ha 18 anni, appena compiuti, viene da Sassari, possiede 4 chitarre, la sua preferita è la Jackson King V e ha iniziato a suonare a 14 anni. La persona, l'artista che l'ha ispirato maggiormente è Mark the Hammer. Di lui ci dice: mi definisco una persona che vuole raccontare la sua storia. Se dovessi descrivere con una sola parola il rapporto tra me e la chitarra, direi venerazione. È come se sia io che la chitarra ci descrivessimo insieme nel momento in cui suono. Prego. Allora, Gabriele suonerà 2 brani, il primo fuori concorso è la demo e poi il secondo brano. Ci dice lui che brani suonerà? Suonerò Scavenger of Human Sorrow e Overactive Imagination. Bene, a te il palco.
want just to feed on me. If you doubt what I say, I will make you believe. Shallower words from those who starve, forging out their own toe, slash and scar. Big words, small mind, behind the veil you'll find a scavenger of human sorrow. Scavenger. Abstract, very, you are enough choices by a scavenger of human sorrow. Scavenger. Always in sight. Pray. Time always right. Face. Feed on the pain. Taste. Sorrow made flesh. Sweet. Live how you want, just to feed on me. If you doubt what I say, I will make you believe. Shallower words from those who starve, forging on their own toe, slash and scar. Big words, small mind, behind the veil you'll find a scavenger of human sorrow. Scavenger. Abstract, very, the woman of choices by a scavenger
Gabriele Cau chiude la gara, è l'ultimo concorrente e adesso i giudici hanno un bel da fare. Complimenti per la tua esibizione e andiamo verso la conclusione, però concludiamo sempre in musica. Sì, allora adesso si esibiranno Giada Moschella, che è la vincitrice dell'edizione del 2018, la prima edizione, con Antonello Corraduzza, il presidente della nostra giuria. Giada, pur non avendo mai suonato con Giampiero, ha ereditato una delle sue chitarre preferite, la Gibson Les Paul Gold Top, vincendola come primo premio in occasione del primo Stintino Guitar Contest. Grazie a Giada, quella chitarra tanto amata da Dylan sta continuando a suonare, facendo vibrare le corde e soprattutto l'anima di chi la suona e di chi la ascolta. Quest'anno suonerà, appunto, come abbiamo detto, in duo col presidente della giuria Antonello Corraduzza, che ha gentilmente accettato di accompagnarla per questa esibizione. Aspettiamo che siano pronti per salire sul palco. Un applauso Ecco per Giada. Un applauso. Ci fai vedere la chitarra che hai vinto? Questa è la chitarra che è appartenuta a Giampiero e che è stata donata dalla famiglia nella prima edizione del contest. Arriva anche Antonello e vi lasciamo il palco. E che cosa diciamo? Iniziamo a dire qualcosa. Ok. Gavi, me lo pigli il coso, lo zainetto che l'ho lasciato lì? Com'è? No, rota, non si è rotta. Quella vedi come vai a casa, asciugala col phon. La prima cosa devi fare è asciugarla. Nobody waited by your side. You'll be running and hiding miles alone. It's no adjustment for his pride.
Layla, got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worrying mind? I try to give you consolation when you hold me, let you down. Like a fool, I fell in love with you. You're down the mall of just down, Layla. Got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worrying mind? Let's make the best of the situation before I finally go inside. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love is vain. And Layla, got me on my knee, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worrying mind? Giada Moschella. Grazie. Terminato. Va bene, andiamo verso il finale, signori, abbiamo terminato. Fra un po' conosceremo la classifica finale e quindi andiamo con i saluti e con i ringraziamenti d'obbligo. Chiediamo se è possibile di raggiungerci sul palco il sindaco di Stintino. Eccola. Rita Vallebella, il sindaco di Stintino, la ringraziamo il comune per aver ospitato anche quest'anno
la quarta edizione dello Stintino Guitar Contest e lasciamo a lei il microfono se ci vuole dire due parole. Molto volentieri. Anche quest'anno abbiamo ospitato il Guitar Contest. Sì, in memoria di un nostro sfortunato cittadino, l'idea di farlo diventare un appuntamento per ogni anno e spero veramente lo diventi per sempre è nelle nostre menti, insomma, vogliamo che si faccia questo, anche perché è un'occasione straordinaria per consentire ai giovani talenti di esibirsi con un pubblico e quindi di concorrere in una gara che può riservargli un'opportunità per il loro futuro artistico. Quindi felice di salutare anche quest'anno il contest in memoria di Giampiero e augurando agli artisti che hanno partecipato quest'anno, così come negli anni precedenti e nei futuri, un grande successo e che possa essere per loro il primo momento di, come dire, di gloria. Ecco. Quindi in bocca al lupo a tutti, vinca il migliore e abbiamo dei giudici straordinari, quindi sapranno scegliere il migliore. E vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie, infatti come diceva il sindaco, per alcuni è stata proprio la prima volta che salivano su un palcoscenico per alcuni di questi ragazzi. Qualche piccolo difetto c'è stato, ma andiamo avanti, è stata una bella serata. Andiamo con i ringraziamenti quindi iniziamo. Allora, Stintino Guitar Contest è il primo concorso interamente dedicato ai giovani talenti della chitarra moderna in Sardegna. L'idea è nata nel ricordo di un grande talento stintinese, Giampiero Dylan Doppiu, cui è dedicata la manifestazione. Questo evento è stato interamente realizzato attraverso il contributo di diverse persone che hanno creduto e collaborato per la sua realizzazione. A tutti loro va la nostra gratitudine. Speriamo di non aver dimenticato nessuno. Iniziamo ai ringraziamenti proprio dai principali protagonisti della serata, i ragazzi. Non è stato semplice stanarli dalle loro camerette nel tempo ristretto di un mese e mezzo. Quest'anno, peraltro, abbiamo registrato una flessione significativa della partecipazione dei ragazzi. È una rinuncia la loro che merita più di una riflessione. Ricordiamo che l'anno scorso i concorrenti furono ben 12. Sono questi i ragazzi che rappresentano il futuro della chitarra moderna in Sardegna. E ringraziamo anche i genitori dei più giovani per aver creduto che questa iniziativa potesse contribuire alla crescita musicale dei figli e avergli consentito di partecipare. Quindi a questi ragazzi, giovani e giovanissimi chitarristi che si sono messi in gioco e hanno dimostrato a tutti noi passione e determinazione per la propria crescita musicale, il nostro grazie più grande. Ci hanno emozionato, si sono emozionati, si sono messi in discussione con umiltà e coraggio. Speriamo che si siano divertiti e di rivederli anche il prossimo anno. Ringraziamo l'Obriere Antonio Diana e la Confraternita della Madonna della Difesa di Stintino per aver creduto anche quest'anno in questa iniziativa, inserendola nel programma della festa patronale, organizzando il piano di sicurezza e curando le pratiche burocratiche necessarie alla riuscita della manifestazione. Ringraziamo il Comune di Stintino, la Fondazione di Sardegna, l'Associazione Culturale Musicale Saperbecche, per aver adottato l'iniziativa e contribuito alla realizzazione dell'evento, patrocinando la manifestazione e finanziando i costi per l'organizzazione della serata. Auspichiamo che in futuro questa manifestazione diventi un appuntamento calendarizzato già dalla primavera per darci modo di organizzare meglio l'evento e ai ragazzi partecipanti di prepararsi per tempo. Il nostro sogno è che questo concorso, unico in Sardegna, diventi un concorso nazionale. Confidiamo nell'amministrazione del Comune di Stintino perché questo sogno si realizzi. Gli artisti, i musicisti che hanno contribuito ad arricchire la serata, in particolare un grazie a Domenico Canu, Giada Moschella, Antonello Coradduzza, Michele Sergi per il supporto e per aver partecipato alla serata con un contributo significativo per intensità e partecipazione. Grazie anche alla giovanissima band GC Club, non i Gypsy King, per aver accettato di partecipare in qualità di ospiti della serata. È stato veramente un piacere vedere tanti giovanissimi musicisti che hanno deciso di mettere coraggiosamente su una band
che suona con strumenti veri in un periodo storico dominato da performance e musica elettronica. Giampiero Nughedu, grafico pubblicitario, grazie per aver rilevato gratuitamente la grafica della manifestazione. Ha prontato la piattaforma su Facebook, offerto la propria consulenza per la diffusione e la gestione sui social dell'iniziativa. Stefano Mura della liuteria Alchimede per aver offerto come tutti gli anni il terzo premio, un setup completo con cambio corde per la chitarra di chi se lo aggiudicherà. La Stampa, la Nuova Sardegna e l'Unione Sarda per aver contribuito alla diffusione di questa manifestazione. Il service Arte Sonos di Joe R per aver messo a proprio agio i ragazzi e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro. Il service Video Sardinian Live per aver curato le riprese video della manifestazione e la diretta streaming. La giuria tecnica per la sensibilità dimostrata in questo delicato compito, perché non è facile valutare dei ragazzi così giovani e soprattutto così emozionati. Ringraziamo i chitarristi Antonello Coradduzza, Giorgio Perantoni, Giuseppe Loriga, Gianluca Gadau e Gavino Fonnesu. Il gruppo organizzatore Pietro Schiaffino e Mario Pintus per l'organizzazione anche di questa edizione di Stintino Guitar Contest. Il sindaco Rita Vallebella, l'assessore alla pubblica istruzione, politiche sociali, cultura e turismo Marta Diana e Nico Schiaffino per il supporto logistico e soprattutto morale all'iniziativa. La famiglia, per averci fatto conoscere una persona meravigliosa come Giampiero di Landoppio e per aver deciso di dare seguito a questa manifestazione, anche contribuendo all'acquisto della chitarra in palio questa sera. Poi noi ci ringraziamo a vicenda, un grazie a Paolo Ted per avermi affiancato in questa serata. Grazie ad Alessandra Fara, grazie a tutti. E allora andiamo a conclusione. Chiamiamo sul palco i membri della giuria per proclamare i vincitori di questa edizione di Stintino Guitar Contest. I membri della giuria, se ci sono, possono salire. Forse abbiamo solo il presidente. Vediamo se... Va bene, abbiamo il presidente, Antonello. Siamo... ecco, ci serve anche una busta con, sai già dirci, c'è qualcuno che ci deve dire chi ha vinto fra un po', perché noi non lo sappiamo, lo diciamo agli organizzatori. Va bene, nel frattempo che arriva il responso, diciamo l'ultima cosa, quindi prima di procedere alla premiazione vorremmo qui ricordare una persona meravigliosa. E intanto chiedo a Mario di salire, di raggiungerci, di portare il premio per favore. I ragazzi, facciamoli entrare i ragazzi, dai ragazzi, venite tutti qua, dai. Un applauso, dai. Eccoli qua, i veri protagonisti, dai. Mario Pintus, per favore, qua. La chitarra premio dove ce l'abbiamo? Così siamo pronti per il finale. Nel frattempo, Antonello, vuoi dire due cose, qualcosa su questa esibizione? È stata bella, è stata una bella cosa, sono tutti comunque giovani, hanno una lunga strada davanti ognuno di loro e se ci danno dentro e ci credono faranno strada. Ascoltate questo bel consiglio, importante. Tutti loro. Grazie. Mario, abbiamo la busta. Vabbè. Però la busta la do al Presidente e prima di proclamare diciamo che vorremmo ricordare una persona meravigliosa, Ignazio Doppio, padre di Giampiero che è recentemente scomparso. Fin dalla prima edizione di Stintino Guitar Contest il signor Ignazio Doppio ha sempre consegnato la chitarra in palio al vincitore, con gli occhi lucidi per l'emozione. Il suo augurio era semplicissimo nelle parole ma profondissimo nell'anima di un padre che aveva visto la scomparsa prematura di un figlio e che amava questo strumento. Mentre consegnava la chitarra diceva a tutti:
ti diamo questa chitarra con l'augurio che tu la suoni molto tempo in salute. E con questa frase anche stasera premieremo il vincitore di questa edizione. Partiamo dal terzo classificato. Allora, al terzo posto a questo contest Gabriele Cao. Bravo Gabriele. Al secondo posto abbiamo Michele Cuccu. E vince il contest Stintino 2023 Davide Solinas. Allora Davide non se l'aspettava sicuramente, non se l'aspettava. Complimenti, auguri. Davvero, grazie, non me l'aspettavo. Si vede. Bene, un applauso ancora a Davide, il più giovane dei concorrenti. Bravi, bravissimi tutti. E adesso ragazzi do il microfono a Mario. No, soprattutto Mario consegnerà il primo premio a Davide. Allora, ti diamo questa chitarra perché la suoni molto tempo in salute. Lo stesso augurio che il padre di Giampiero faceva ai vincitori del contest. Auguri. Bravissimi tutti, ci avete emozionato. Bene, ragazzi, complimenti e ci vedremo il prossimo anno. Speriamo con tutti voi, con tutti quelli che vorranno ancora venire con noi. Se riusciamo adesso magari facciamo una conclusione musicale con la Jam Session. Signori, buonasera a tutti e grazie. Ragazzi, complimenti. What will you do when you get lonely? When there's no one by your side. You've been running and hiding much too long. You know it's just a foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please. Oh, darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Oh, darling, won't you ease my worried mind?
Darling, please lay down. Darling, won't you whisper where it Quella è come quella unplugged, come quella che fa dal vivo, più o meno è la stessa. Più o meno la stessa? Sì, la tonalità è uguale. Siamo in mille. Proverò ad attaccarmi in qualche modo. Vai.
a look yourself before you accuse me. Take a look yourself. Let me spend my money on the woman. You be taking money for something else. I call you mama, but 3 or 4 nights ago. I called your mama about 3 or 4 nights ago. And your mother said, son, don't call my daughter no more. Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. You spend my money on another woman. You've been taking money from someone else.
speriamo. Vi diamo appuntamento all'anno prossimo. Speriamo. Buonanotte. Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. Now to spend my money on a woman, you be taking money from someone else. Before you accuse me, take a look yourself. Oh, before you accuse me, yeah, take a look yourself. Let me spend my mother on another woman. You be talking money from someone Grazie, buonanotte. I never meant to cause you